Ottimo esordio per l'Inter che nella prima gara di Serie A supera 4-0 il Lecce a San Siro. Dobbiamo essere più continui, bisogna evitare situazioni che si sono verificate dopo che eravamo sul 2-0, perché secondo me il primo tempo fino al 2-0 abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato anche bene. Poi però per un quarto d'ora e anche inizio secondo tempo abbiamo smarrito un po' il filo del discorso. Questo non deve accadere. Dopo un mese e mezzo di lavoro posso sicuramente ritenermi soddisfatto, ma l'avevo anche detto ieri alla vigilia che è un piacere per me arrivare al campo di allenamento e allenare questo gruppo di calciatori, perché mi stanno dando veramente, sono messi a disposizione alla grande. Ho trovato un gruppo di uomini che hanno voglia di fare e ho trovato un gruppo di bravi ragazzi, ecco. Le parole del tecnico del Lecce Fabio Liverani dopo la sconfitta contro l'Inter. Torniamo a casa, il problema è che non è che si può fare un dramma per una partita. Si torna a casa con delle cose da migliorare sicuramente, degli episodi a livello individuale da migliorare, ma abbiamo preso i primi 2 gol in possesso di palla, su giocate in uscita dove tecnicamente abbiamo sbagliato, e queste squadre, questa categoria, se tecnicamente sbagli in uscita poi ti possono punire. Però la squadra ha giocato a tratti con personalità, con qualità, con idee. Il percorso del Lecce è il percorso totalmente in salita. C'era molta attesa per la prima uscita ufficiale nel salotto di Tiki Taka per Wanda Nara. La moglie e agente di Mauro Icardi, come previsto, ha parlato del calciatore al centro del calciomercato a una settimana dalla sua chiusura. Una squadra interessata all'argentino è il Napoli. Se ho sentito De Laurentiis, afferma Wanda, a Napoli abbiamo tanti amici e anche compito delle società mettersi d'accordo. Noi abbiamo rifiutato ogni destinazione che non sia l'Inter. La showgirl ha poi continuato: non è vero che stiamo aspettando la Juventus, si sa da inizio mercato quale sia la sua scelta. Il discorso vale per tutte le squadre che sono interessate. Per me alla fine resterà l'Inter, decide lui. Io posso anche portare 1000 offerte. Lui pensa che ancora non sia finita nell'Inter. Wanda Nara non ha neanche escluso un clamoroso reintegro nella rosa nerazzurra. Conte per me è bravissimo e magari potrebbe scegliere di farlo giocare, così come ora sta decidendo di no. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio. Mauro magari ha parlato con qualcuno che comanda e che gli ha detto di restare. È una vecchia conoscenza del nostro campionato e se tutti i tasselli dovessero incastrarsi al posto giusto potremmo rivederlo calcare i campi della Serie A. Nikola Kalinic potrebbe essere il predestinato per sostituire Patrick Schick alla Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un vice Dzeko e l'attaccante ex Milan risponde in pieno all'identikit, centravanti che possa garantire una discreta mole di gol e che soprattutto non costringa il club di James Pallotta ad esborsi economici troppo ingenti. A Madrid sponda Atletico non ha trovato il giusto spazio, per questo probabilmente la destinazione della capitale sarebbe più che gradita al croato. La Roma vorrebbe chiudere l'operazione con un prestito gratuito con opzione di acquisto a 8 milioni di euro.